Bentrovati da Alessandro Bonfanti. Per quanto riguarda ancora questa puntata di Isonzo News, abbiamo tre argomenti molto importanti. Uno è un fatto storico, vi consiglio di rimanere qua, in particolar modo se siete della provincia di Gorizia. Assisterete al funerale vero e proprio della provincia, ovvero la consegna del gonfalone da parte della regione Friuli Venezia Giulia al comune capoluogo, il comune di Gorizia, per conservare il gonfalone e la striscia del presidente della provincia di Gorizia, gonfalone e striscia della provincia di Gorizia, ente che è stato soppresso dalla giunta Serracchiani e che non è stato rimpiazzato con niente, anche perché le UTI, sentirete i protagonisti, non sono ancora partite e non servono, non ci sono, non so come usarla. Praticamente hanno abolito 160 anni di storia così. E poi avremo la premiazione a barra onda da parte del comune di Gorizia, che ha voluto premiare appunto l'armatore Lucio Provvidenti e tutto l'equipaggio per la bella prestazione avuta a Barcolana 50. Inoltre si parla di dolci di frontiera, molto interessante questa manifestazione che ha già riempito gli stand e il corso di Gorizia. Ma adesso partiamo con il funerale della provincia di Gorizia, la consegna del gonfalone per metterlo sotto vetro, visto che l'ente ormai non c'è più. Una piccola spiegazione, tutto grazie all'assessore Roberti per la sua presenza oggi. Ci fa piacere che oggi questo cominci con Gorizia, forse altre province non già insegnato. C'è un motivo per cui lo zelo, per cui non ho mai accettato fino ad oggi questo passaggio di consegne, perché la giunta Serracchiani era quella che, per capirci, ha portato via tutto ciò che era di provinciale, si è portato via in termini di anche di monopatti, di immobili, lasciandoci il polpettone avvelenato della questura. Ho avuto assicurazioni che quantomeno da parte della collega Vigli, che quantomeno ci darà le risorse per chiudere questo palazzo, perché a noi non serve, non può essere utilizzato, potevo concludere per evitare che qualche palazzo durante i suoi bruci o entra dentro, cosa che la giunta Serracchiani non aveva fatto. È un momento altamente simbolico, non dimentichiamo che le province hanno festeggiato pochi anni fa, 150 anni, perché oggi penso siamo 160 anni di vita, probabilmente, sono 1861, 1800, perciò diciamo che hanno una certa età, sono ben più vecchie della regione Friuli Venezia Giulia. Bentrovati da Alessandro Bonfanti. Per quanto riguarda ancora questa puntata di Isonzo News, abbiamo tre argomenti molto importanti. Uno è un fatto storico, vi consiglio di rimanere qua, in particolar modo se siete della provincia di Gorizia. Assisterete al funerale vero e proprio della provincia, ovvero la consegna del gonfalone da parte della regione Friuli Venezia Giulia al comune capoluogo, il comune di Gorizia, per conservare il gonfalone e la striscia del presidente della provincia di Gorizia, gonfalone e striscia della provincia di Gorizia, ente che è stato soppresso dalla giunta Serracchiani e che non è stato rimpiazzato con niente, anche perché le UTI, sentirete i protagonisti, non sono ancora partite e non servono, non ci sono, non so come usarla. Praticamente hanno abolito 160 anni di storia così. E poi avremo la premiazione a barra onda da parte del comune di Gorizia, che ha voluto premiare appunto l'armatore Lucio Provvidenti e tutto l'equipaggio per la bella prestazione avuta a Barcolana 50. Inoltre si parla di dolci di frontiera, molto interessante questa manifestazione che ha già riempito gli stand e il corso di Gorizia. Ma adesso partiamo con il funerale della provincia di Gorizia, la consegna del gonfalone per metterlo sotto vetro, visto che l'ente ormai non c'è più. Una
organizzazione. Tutto grazie all'assessore Roberti per la sua presenza oggi. Ci fa piacere che oggi questo cominci con Gorizia, forse anche le province hanno già insegnato. C'è un motivo per cui lo spero, per cui non ho mai accettato fino ad oggi questo passaggio di consegne, perché la giunta Serracchiani era quella che, per capirci, ha portato via tutto ciò che era di provinciale, si è portato via in termini di anche di manufatti, di immobili, lasciandoci il polpettone avvelenato della questura. Ho avuto assicurazioni che quantomeno da parte del tuo collega Vigli, che quantomeno ci darà le risorse per chiudere questo palazzo, perché a noi non serve, non può essere utilizzato, quanto concludere per evitare che qualche palazzo durante i suoi bruci o entri dentro, cosa che la giunta Serracchiani non aveva fatto. È un momento altamente simbolico, non dimentichiamo che le province hanno festeggiato pochi anni fa, 150 anni, perché oggi penso siamo 160 anni di vita, probabilmente, sono 1861, 1800, perciò diciamo che hanno una certa età, sono ben più vecchi della regione Friuli Venezia Giulia. Hanno svolto un ruolo importantissimo, hanno svolto un ruolo, parlavamo prima anche negli uffici, un ruolo propriamente identitario, perché a Udine era servizi friulani, Gorizia Santini, a Trieste Giuliani o Triestini. Un po' come in altre circostanze, sono cose che per volte commuovono, quando si saluta per esempio la bandiera di guerra di una brigata, perché in quella stoffa c'è un'intera storia, ci sono persone che hanno gioito, hanno sofferto, sono 100 e passa anni di storia che vengono simbolizzate attraverso questo simbolo, appunto, che non ci sarà più, perché oggi l'UPI non ha salvo uno scopo meramente organizzativo, non ha altri scopi, la provincia ce l'aveva. Perciò oggi c'è la consegna da parte della regione al comune sia del Gonfalone che della fascia e più il verbale di consegna, che quello credo che sarà quello ho scritto anche bene, ricordiamo sempre di firmare qualcosa dove trovo la questo, perché detto che io non ho firmato nulla cioè, è un altro lo so che è comunque nel patrimone nostro, anche senza mia firma, lo so. I tecnici hanno già firmato. Sì, però perciò con tutte queste considerazioni, questa premessa, io ti ringrazio, sicuramente prima la stretta di mano, permettimi soltanto di dire due parole riallacciandomi a quello che dicevi tu prima di passare all'atto formale, la firma e la consegna. È vero quello che dicevi tu, a me dispiace da un certo punto di vista essere qua oggi a dover firmare questo atto, perché questo qua è l'atto finale di un percorso che non è andato a finire nel migliore dei modi, e l'hai accennato anche tu. Tu fino adesso non hai voluto accettare quasi segno di protesta verso nei confronti dell'amministrazione Serracchiani questi beni, che sono dei beni, cioè non sono dei semplici oggetti, non sono dei semplici pezzi di stoffa, ma fanno parte della storia di territori, di comunità che in questi simboli si sono riconosciuti. Quindi hanno un valore che va ben al di là del solo pezzo di stoffa. Ed è un momento di commozione, anche perché finire una storia così gloriosa di un ente che certo era molto vecchio nel tempo, l'hai detto tu, più vecchio sicuramente della regione Friuli Venezia Giulia, e sicuramente andava rivisto nel suo funzionamento, nelle funzioni che aveva, in come funzionava, in come veniva gestito, ma non meritava di finire in questo modo, smembrato e lacerato, lasciando in eredità il nulla, perché l'eredità delle province non sono sicuramente state raccolte da un nuovo ente intermedio, le UTI alla fine di funzioni provinciali hanno raccolto praticamente il nulla. Sappiamo, e ne parlavamo adesso in ufficio, del solito classico tema dell'edilizia scolastica, una funzione che veniva svolta dalle province e che oggi è stata mollata all'UTI, che però non è in grado di portarla avanti, e quindi ci deve essere un sindaco, e ti ringrazio nuovamente, come ho già fatto nelle settimane scorse assieme agli altri sindaci dei comuni capoluogo, per farvene carico voi, perché
perché altrimenti fosse per l'UTI, fosse per l'Unione Territoriale, l'edilizia scolastica sarebbe completamente allo sbando. È un peccato perché appunto di un ente intermedio c'è assolutamente bisogno. Forse sarebbe stato più opportuno ripensarlo, rivederlo, migliorare quello che andava fatto, rifargli un tagliando completo, ma cancellarlo completamente per andarlo a sostituire con qualcosa di assolutamente inesistente è stato sicuramente un grande errore. Dicevo prima, questi simboli racchiudono la storia di popoli, culture, di tradizioni, di affetti, di identità. L'unico lato positivo è che oggi li affiliamo a un sindaco che è in grado di raccogliere quell'identità e di portarne avanti i valori e le testimonianze. Quindi almeno su questo possiamo essere ben felici e mi fa piacere essere qua, almeno per questo, se non posso dire per il fatto che abbiamo terminato una storia secolare. Quindi grazie ancora e firmiamo. Dove dobbiamo firmare? Immagino, dobbiamo anche sulla prima pagina Facciamo una sigla. No, non importa. Immagino che sia Benissimo. bella però questa. Grazie ancora. Grazie a te. Adesso io ti sequestrerò, ti porterò Assolutamente. ancora un attimo. Dove lo esatto, come pacchetto. Assessore Roberti, lei si aspettava di essere colui che fa il funerale della provincia di Gorizia? Purtroppo sì, perché rimanendo in tema purtroppo il decesso era già avvenuto e non per mano nostra purtroppo, ed è un decesso tragico perché quello delle province è una storia secolare, con una tradizione secolare che sicuramente erano degli enti che avevano bisogno di essere rivisti, migliorati, corretti, ma forse sopprimerli in modo così frettoloso e soprattutto proseguire il loro percorso con degli enti assolutamente inesistenti come quelli dell'Unione Territoriale è stato un grave errore e ne vediamo gli effetti già oggi. Pensiamo al tema dell'edilizia scolastica che purtroppo veniva gestito in modo brillante dalle province e oggi non viene gestito dall'UTI, e se non ci fosse il soccorso dei comuni capoluogo l'edilizia scolastica sarebbe completamente allo sbando. Per quanto riguarda questa provincia, il paradosso era che la forza politica che la guidava era quella che poi l'ha anche chiusa. Questo è un paradosso, ma io sul tema delle province non parlerei di divisioni politiche, di schieramenti politici, di visioni politiche. Parlo proprio di buonsenso e di senso di responsabilità nell'affrontare queste materie, nel senso che molte volte si fanno delle scelte, purtroppo vengono fatte delle scelte non perché sono le scelte giuste da fare, ma perché si cavalca l'onda del voler fare tutto e subito, tutto presto per poter avere qualche risultato elettorale. Così purtroppo ha fatto la giunta Serracchiani, che ha creato questi enti, le unioni territoriali, che non esistono, che non fanno nulla, che stanno morendo non perché li stiamo uccidendo noi, ma perché muoiono da soli o forse non sono nemmeno mai nati. Forse bisognava ragionarci molto di più sopra, fare le cose con calma, ascoltare i territori e trovare delle soluzioni migliori. Per quanto riguarda chiudere 160 anni di storia, adesso, visto che questo è un funerale, non c'è più nessuna maniera di farla resuscitare dopo magari 3 giorni, 3 anni? 3 giorni purtroppo sono già passati e ne passeranno molti altri ancora, ma l'obiettivo è quello di non ritornare al passato sicuramente, perché non dobbiamo porci questo obiettivo. Come dicevo prima, le province avevano la loro storia, la loro identità, su tante cose funzionavano, su tante altre bisogna ammettere che non funzionavano ed erano superate dai tempi. Questo non vuol dire quindi tornare al passato, ma immaginarsi qualcosa di nuovo che sappia però davvero raccogliere l'eredità della provincia. E voi l'avete già immaginato questo qualcosa? No, ci stiamo lavorando molto seriamente, ma dovrà essere qualcosa di nuovo. Su questo l'unica cosa che posso dire è che sicuramente non dovrà semplicemente riprendersi le funzioni che una volta erano della provincia, ma anche prendersi in carico tutta una serie di funzioni che in modo così
non idoneo vengono rette in questo momento dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che è un ente che non può fare le cose ma deve organizzarle e programmarle soltanto. L'assessore Roberti, ho chiesto se che questo è il funerale della provincia di Gorizia, si mettono via i simboli, 160 anni di storia, perché messi via in questa maniera? Perché innanzitutto è vero, è un funerale, non è un'evoluzione. Si trattasse di un'evoluzione, tutto si evolve, tutto deve evolversi perché deve cambiare, cambiano i tempi e necessariamente devono cambiare anche le istituzioni. Però noi abbiamo avuto una fine traumatica della provincia e la sua trasformazione delle 4 province, come è noto, del Friuli Venezia Giulia, spacchettate in 18 unioni territoriali intercomunali, ed è quello che sapevamo perché in altro ruolo, dai banchi del Consiglio regionale, avevo annunciato che non sarebbero stato in grado l'UTI di assicurare quella qualità del prodotto finito come era la provincia. Per capirci, pensiamo a 2 delle principali competenze dell'amministrazione provinciale, mi riferisco alla viabilità, perciò il fare strade e manutenzione delle strade, ma mi riferisco anche all'edilizia scolastica dove vanno tutti i nostri figli. Ebbene, le UTI non sono attrezzate perché non hanno neanche il personale. La UTI nostra di Gorizia Alto Coglio, del Collio Alto Isonzo, non ha dipendenti, abbiamo 5 dipendenti, la provincia di Gorizia ne aveva 150, noi abbiamo 5 dipendenti. Converrete che non è possibile fare gli stipendi, la ragioneria, il protocollo, non c'è la possibilità di fare la manutenzione, letteralmente niente. Non è serio, non è giusto, è ingeneroso trattare perciò il bene pubblico in questo modo. Le strade, constatiamo che prima, quando c'erano le province, erano dei gioiellini, erano letteralmente invidiate. Oggi vediamo invece che c'è una scarsissima manutenzione, ma questo qui per quanto riguarda la qualità, che è quella che interessa al cittadino. Rimane un velo di tristezza perché cessa una storia, appunto come diceva lei, ultrasecolare, una storia di quasi 160 anni di vita, e perciò in questo gonfalone, in questa fascia del Presidente della provincia, in questi simboli c'è davvero una storia vissuta, una storia che lacerata, una storia con tante sofferenze. Pensiamo al nostro territorio quanto è stato teatro di guerre, di sofferenze. Pensiamo a un territorio molto più ampio perché la nostra provincia era estesa ad una parte del Friuli, mi riferisco al Cevignanese, ma era estesa anche ben oltre il confine con la Slovenia, perciò una realtà molto molto più grande, e perciò oggi ci sentiamo in mezzo al guado, cioè abbiamo chiuso la provincia, siamo in una UTI che non funziona e siamo in attesa di capire come si evolverà, in attesa perciò di ricostituire un ente di area vasta capace di collocarsi tra i comuni e la regione, cioè fare quello che il comune, soprattutto il comune più piccolo, meno strutturato, da solo non è in grado di fare. Uno che ha visto questa cerimonia si domanda: hanno abolito un ente intermedio e non hanno messo niente, perché? No, hanno messo un ente, ma non è intermedio, un ente che aveva soltanto lo scopo di coorganizzare aspetti squisitamente amministrativi. Il perché io dico sempre che l'importante è fare le cose bene, non in fretta. La vecchia giunta regionale di sinistra ha deciso di fare le cose in fretta. Evidentemente tante volte i micetti nascono ciechi.